Ciao ragazzi, oggi sono a Recoaro Terme, in uno dei luoghi che io considero più belli della Conca di Smeraldo. Sono infatti all'interno della montagna spaccata, questo canyon attraversato dalle acque del torrente Torrazzo, acque che nel corso di milioni di anni hanno scavato questa fenditura. Luogo bellissimo, pensate che nei punti più alti le pareti di roccia superano addirittura i 90 metri. E il Torrazzo nel suo decorso per arrivare a valle disegna un percorso molto divertente, suggestivo, con un ricco carosello di cascate e di laghetti. La montagna spaccata è visitabile attraverso un percorso attrezzato con scalinate e punti di appoggio, quindi in totale sicurezza. Un percorso breve ma intenso, apprezzato anche circa 140 anni fa dalla regina Margherita di Savoia, che qui venne ad ammirare la montagna spaccata insieme al figlio Vittorio Emanuele, a testimonianza quindi di un passato importante per questo territorio. È ovvio che un luogo come questo non poteva non ispirare una leggenda, e infatti qui è ambientata la leggenda di Etele e di Giordano. Andiamo ad ascoltarla da Chiara. Etele, un'anguana, lei viveva proprio qui con le sue compagne. E di notte si trovavano a lavare i panni lungo il ruscello e poi per asciugarli inventavano delle danze e cantavano per tutta la notte. E così una sera Giordano passò di qui e riuscì a vederle, si innamorò di lei perché era la più bella fata mai vista. Però si sa che tutte le anguane quando sorge il sole spariscono e quindi di giorno non si possono più vedere, quindi il loro amore non era possibile. Un sortilegio gravava su di lei. Quando la madre, la maga del bosco, fosse morta, lei sarebbe dovuta salire al posto della madre per regnare su questa valle come madre natura. Però i due decisero ugualmente di sposarsi. Lui costruì una casetta di legno senza finestre perché non entrasse mai il sole e vissero il loro amore per un po' di anni, veramente felici. Però, una triste alba d'estate, la maga morì e il sortilegio si avverò. In quel momento un grande boato scosse la montagna che si spaccò in tutta la sua altezza. Etele fu attirata all'interno della fenditura e svanì verso il cielo, mentre Giordano rimase a valle a guardare sconsolato il suo amore che spariva per sempre. Ma a un certo punto si accorse che dalle rocce iniziava a sgorgare dell'acqua nuova, dell'acqua fresca, dell'acqua che lo avrebbe raggiunto per sempre. E quello era il simbolo dell'amore di Etele. Chiara Santagiuliana, oltre ad essere la proprietaria della montagna spaccata, è anche una bravissima attrice, e questa era la leggenda di Etele e Giordano. Ma questa montagna da quanto tempo appartiene a voi, alla famiglia Santagiuliana? Dal 2004 poi abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione del percorso, messo in sicurezza e poi abbiamo aperto nel 2008. Perché una famiglia si compra una montagna spaccata? Proprio per amore. C'è una bellissima storia d'amore dei miei genitori che si sono incontrati qui per la prima volta. Poi hanno deciso di fare qui il loro pranzo del matrimonio e poi sono passati gli anni e nel frattempo la situazione qui era abbandonata e quindi hanno deciso di acquistarla e di ridare valore, di dare il giusto lustro a questa meraviglia. Perché oltre al percorso in mezzo alla montagna, alla fine c'è anche un punto di ristoro con i salumi buoni. Infatti andiamo, ciao. Ivan è il fratello di Chiara ed è lui che fa i salami. Cosa metto a preparare? Quanta fame hai? Sempre tanta. Allora, i salumi sempre di produzione propria, a partire da soppressa, la pancetta arrotolata, lo speck normale, classico affumicato, lo speck cotto, che è una nostra invenzione ancora di 40 anni fa, la pancetta affumicata, poi ne abbiamo altri tipi, abbinato con pere e formaggio, come si suol dire. Certo. Ma in base al contadino non non far fa sapere sapere. quanto è buono il formaggio con le pere. Quindi si butta sui affettati. Sì. Sotteciti e una salsa a base di creme. Ivan
e Chiara appartengono a una famiglia storica di produttori di salumi insaccati e qualche tempo fa abbiamo fatto vedere come nasceva la pancetta arrotolata. Ci sono tanti piccoli segreti, tra cui anche il luogo di stagionatura, vero? Certo. Dove vengono affinati questi prodotti? Allora, abbiamo un laboratorio in montagna dove li produciamo, li asciughiamo e poi li passiamo in una casa vecchia che è una delle case più vecchie dell'Acquaro, che ha sui 500 anni. Ed è lì che è il segreto, vero? Sì. Che condizioni ci sono lì dentro? Perché ci sono varie zone. La zona dove ancora c'è la terra battuta, dove è la zona più umida della casa. Poi c'è la cucina a piano terra, che è un po' meno umida, e poi nelle stanze da salire, sia nelle scale che nelle ex camere, finché si arriva in cima dove è il punto più secco, dove anche d'estate è proprio caldo, quindi bisogna sempre evitare di lasciare gli saccati al troppo caldo. Mi pare quasi di capire che le case una volta fossero progettate per consentire la conservazione, che forse un po' era vero, o no? Una volta non facevano niente a caso, Certo. C'era sempre qualcosa di non studiato, però che si aveva imparato nel tempo. Certo. Allora, è il tagliere e il ghee, la soppressa con la pollentina ancora calda. Sì, Questo è un antipasto? certo. Beh, Beh, un perché antipasto magari che si può considerare anche un secondo piatto, dipende sempre dall'orario e dalla fame. manca sempre il primo, mi la fa mancano sempre tanta. Come primo facciamo anche i gnocchi con la fioretta. Del resto siamo a Siamo Requaro. qua, quindi bisogna fare i gnocchi con fioretta, con la fioretta e burro di manga. Ascolta, Giordano mi ha detto che non può venire, quindi cominciamo, ti direi. Tutto per noi, certo. Grazie Ivan, grazie alla famiglia Santa Giuliana. Se passate a San Quirico fatelo un salto alla montagna spaccata, perché è bellissimo da vedere. E dopo che Ivan qua con un formaggio con le pere e con la soppressa, molto buono. È stagionata nella casa vecchia, anche questa. Buono. Anche questa. Una roba volta. Ciao ragazzi.